A 20 anni esatti dalla pubblicazione dell'ultimo disco di inediti, il Giardino dei Semplici ha presentato in fonoteca il nuovo lavoro discografico Argento Vivo Elidon. La band, alias Andrea Arcella, tastiere, piano, programmazione e cori, Tommy Esposito, batterie e cori e Luciano Liguori, basso, voce solista e cori, con la new entry Savio Arato alle chitarre, una delle realtà più forti e longeve del panorama della musica italiana. Quasi 40 anni di carriera, 4 milioni di dischi venduti, 1800 concerti e innumerevoli premi vinti nel corso delle decadi e la voglia di continuare ad andare avanti. Un nuovo album composto da 14 inediti, una nuova veste anche musicale per il Giardino dei Semplici, contentissimi, chi lo comprerà, lo ascolterà e scoprirà delle cose sorprendenti. Che tipo di musica ci sarà? Guarda, forse siamo i meno adatti a dire che musica ci sarà, cioè, ci sarà sicuramente la musica del Giardino dei Semplici con parole e arrangiamenti al Giardino dei Semplici. Non abbiamo voluto questa volta la collaborazione di nessuno se non quella di un'anima meravigliosa che è quella di Ottavio, il figlio di Luciano, che in un paio di brani ha dato veramente un contributo straordinario e ci ha tolto un sacco di anni di dosso, quindi è una musica meravigliosa alla quale affidiamo gran parte delle nostre speranze future. È una musica libera, con testi liberi, con la voglia di dare noi stessi in pasto a chiunque, tanto ce la facciamo, anzi è un messaggio meraviglioso per i giovani che stanno qui, che vogliono fare musica, che c'è sempre speranza, per sempre, mi raccomando. Abbiamo già fatto il Cilea l'11 di questo mese, anzi del mese scorso, dove è stata una bellissima serata, una grandissima festa e ci saranno già il 22, saremo a Salerno e via via tramite anche il sito internet potete controllare le date, insomma. Dopo tanti anni insieme, ancora sempre d'amore e d'accordo? Sempre d'amore e d'accordo, certo ci sono quelle piccole discussioni, ma a volte è anche normale tra amici, poi penso che sono ormai diciamo più di 38 anni insieme, però tra le tante insomma lotte che si fanno in famiglia poi escono sicuramente cose molto belle, dignitose, piene ancora di gioia, proprio questa gioia che ancora l'abbiamo vista proprio in questo ultimo lavoro, che eravamo di nuovo 4 ragazzini ogni giorno a lavorare su questi brani come se avessimo iniziato oggi, insomma, e questo credo che poi si sente.